Siamo con Silvana Fanelli, segretaria confederale della Camera del Lavoro CGIL di Venezia. Parliamo del problema voucher, un tema che riguarda soprattutto i lavoratori del turismo. Voi dite che c'è un abuso di questo sistema. Sì, i primi dati che ci vengono dall'INPS non ancora ufficializzati sono che nei primi 5 mesi di quest'anno stiamo superando il numero di utilizzo di voucher di tutto il 2014, quindi con un abuso rispetto a un utilizzo già molto elevato che si faceva in Veneto, in provincia di Venezia, in particolare di questo strumento. È uno strumento che può servire per un lavoro saltuario, ma che l'utilizzo sbagliato e sostitutivo di un lavoro a tempo determinato e creerà dei poveri futuri perché non consente la coperture previdenziali, coperture adeguate poi per il futuro di questi lavoratori che prendono anche redditi inferiori rispetto a quelli che potrebbero portare a casa in questo momento. Il discorso riguarda sia Venezia Centro Storico, ma sia anche molto le località balneari. Riguarda il comparto del turismo, quindi incide sulle zone balneari dove già era emerso un dato critico nel 2014 e ad oggi comincia a riguardare in maniera pesante anche il settore turistico di Venezia e questo ci preoccupa moltissimo. Questo in pratica è un lavoro nero strisciante? È consentito dalla legge l'utilizzo del voucher, quindi chiamarlo lavoro nero non è corretto, è un utilizzo distorto di una normativa di legge che porta a una violazione di regole legate a un lavoro a tempo determinato che sarebbe il lavoro degli stagionali nel turismo.